Eder. Mech. Pallister. La mattina del 6 gennaio 2022, durante il secondo sopralluogo della polizia scientifica nel boschetto dell'ex OPP, a seguito del ritrovamento del corpo di Liliana Resinovic, avvenuto il giorno precedente, è stato repertato e fotografato un guanto nero, rinvenuto a circa 3 metri dall'accesso al boschetto, attraverso il varco nella rete che rappresentava l'unico punto di accesso fino alla sera prima. In quella stessa sera era stato aperto un ulteriore varco per facilitare le operazioni delle forze dell'ordine. Qui vediamo la rete dalla strada e l'accesso, e dove è il numero 3 in giallo e dove è stato ritrovato il guanto. In queste due immagini vediamo il guanto da entrambi i lati inserito nella busta di protezione della polizia scientifica. Questo è il verbale di sequestro del guanto da parte della polizia scientifica. Questa invece è una foto del guanto una volta tirato fuori dalla busta di protezione, e dove ci sono i punti A, B e C, e dove sono stati fatti i campionamenti per la ricerca del DNA. Su uno dei sacchi neri che avvolgevano il corpo di Lilly, la polizia scientifica ha rinvenuto un'impronta di un guanto in tessuto. Tuttavia, il guanto ritrovato a pochi metri dal corpo non è stato mai confrontato con l'impronta rinvenuta sul sacco nero. Il dottor Salvatore Spitaleri, rinomato biologo molecolare con una lunga esperienza presso il RIS di Messina, ha evidenziato delle lacune significative nell'indagine su incarico di Claudio Serpin. Quando ha esaminato le foto del guanto e la testimonianza chiave della signora che aveva visto un uomo sospetto nei pressi del boschetto, ha notato che l'importanza del guanto come prova era stata sottovalutata. Nella sua comunicazione alla Procura di Trieste, Spitaleri ha sottolineato che erano stati effettuati solo 3 campionamenti per il DNA sul guanto, un numero decisamente insufficiente per ottenere risultati affidabili. Ha portato ad esempio la sua precedente esperienza nel caso di Valentina Salomone, dove aveva realizzato ben 262 campionamenti sotto le suole delle scarpe della vittima, riuscendo a trovare il DNA dell'assassino. Questa osservazione suggerisce che un'analisi più approfondita potrebbe rilevare informazioni cruciali per l'indagine. Dal verbale di SIT della testimone depositata alle ore 11.04 del 6 gennaio 2022. Erano circa le 6.50, il mio compagno ha rallentato perché subito dopo sulla destra c'è una curva molto stretta, dopo la quale la strada prosegue scendendo. Prima di fare la curva che ho detto, ho notato una figura che aveva in mano una torcia elettrica accesa, la cui luce puntava verso il basso. La zona è abbastanza buia, ma ho visto che si trattava sicuramente di un uomo. Mi è sembrato anziano, che vestiva tutto di scuro, sia pantaloni che giacca, portava un berretto scuro con una visiera corta, non come quelle dei berretti da baseball, e non era di lana né sportivo. L'uomo era di altezza media e di corporatura normale. Ho avuto l'impressione che l'uomo fosse anziano perché sul suo viso ho notato che aveva la barba bianca. Ho notato l'uomo attirata dalla luce della torcia. Ricordo di aver detto al mio compagno: cosa ci fa qui un uomo anziano col buio, praticamente di notte? Magari ha bisogno d'aiuto. Questa persona ha proseguito e non ha richiesto aiuto. Ricordo che camminava lentamente guardando per terra. In quel momento ho pensato che l'uomo stesse cercando qualcosa per terra, che avesse perso qualcosa. Sono sicura che tenesse in mano una torcia e non un telefonino, perché il fascio di luce. Signora, il berretto indossato dall'uomo potrebbe assomigliare a un berretto tipo coppola?
Si dà atto che alla signora viene esibita la stampa di una fotografia relativa al berretto tipo Coppola, che verrà allegata al verbale. Potrebbe essere, ma non ne ho l'assoluta certezza. Sarebbe in grado di riconoscere l'uomo che ha descritto? No. Nella puntata di Ore 14 del 20-12-2024, la dottoressa Roberta Bruzzone ha espresso critiche pungenti verso alcune affermazioni del collega, portando avanti un dibattito acceso. Eppure il ritrovamento del guanto vicino alla scena del crimine sembra essere un punto cruciale in un'indagine poliziesca, dove ogni dettaglio può fare una grande differenza. La presenza di un'impronta di un guanto su uno dei sacchi neri che coprivano il corpo di Lilly potrebbe essere una pista significativa per identificare il responsabile del crimine. Tuttavia, il fatto che il guanto non sia stato comparato con l'impronta né è stato cercato con minuziosa dovizia il DNA solleva alcune domande importanti riguardo alle procedure seguite dagli investigatori. È fondamentale, in casi del genere, che tutte le prove fisiche vengano analizzate con la massima attenzione per garantire che nessuna possibilità venga trascurata nel tentativo di risolvere il caso. Che nessuno aveva pensato di dire, beh, cerchiamo di capire cosa può Milo. essere successo. Dottoressa Già. Giusti? Sì. Se mi permette, Milo, vorrei dire una cosa riguardo al guanto, non so se Sì, posso in certo, questo ma come no? momento. Grazie. È soltanto una precisazione, siccome allora, ne avete parlato giustamente, il guanto è stato chiesto dall'avvocato Gentile di poter confrontare l'impronta di questo guanto ritrovato con quella che sappiamo è l'unica e non papillare, quindi anche quella di un guanto in tessuto sui sacchi. Ora però la precisazione è d'obbligo appunto per non creare suggestioni o confusione. Il guanto è molto vecchio e è molto consunto, quindi è anche probabile che non c'entri proprio niente e che si trovasse in quel luogo nel boschetto da diverso tempo. Però ecco, comunque Nicodemo, l'avvocato Gentile, la richiesta l'ha fatta e è stata approvata dal GIP. Per non lasciare nulla di intentato. Peraltro anche quella che è questa sì, diciamo una suggestione piuttosto sbagliata, quella della resina sotto la scarpa di Liliana, poi in realtà si è rivelata essere una foglia, no, dottoressa Giusti? Quindi Sì. diciamo un consulente dell'avvocato di Claudio che ha attribuito una cosa che non esiste. Ma va bene. Come si può notare da questa foto, la macchia gialla sembra materiale resinoso piuttosto che una foglia, nonostante la risatina a dir poco fuori luogo di Milo Infante. Il dottor Spitaleri aveva soltanto questa immagine a disposizione per fare un'ipotesi. È stato consulente della procura, un botanico di Trieste, chiaramente descrisse quella che è stata attribuita in maniera errata alla resina, una foglia di acero, e anche la consulente dei familiari, la professoressa Vidali, anche lei botanico di Trieste, l'ha descritta come tale, una foglia di acero. Quindi questa, per maggiore chiarezza anche per chi ci ascolta a casa, magari la resina e il guanto non c'entra niente, va bene. Va bene, e sono già 2 punti. La resina non era la resina, era una foglia, e il guanto non c'entra niente, no? Giusto per capire insomma poi cos'è che viene messo in circolazione, anche con una sorta di aurea di informazioni, diciamo, che vanno a risolvere. Ecco, però abbiamo risolto molto poco, mi sembra di capire, anzi abbiamo ottenuto maggiore confusione su 2 punti che erano già stati ampiamente trattati. Ecco, consentiteci però di dire questa cosa, certo, a beneficio di chi ci ascolta e che dovrebbe valutare un po' meglio le fonti di certe affermazioni. Allora, a proposito delle fonti, uno dice, beh, però sono fonti giornalistiche. No, sono le fonti ufficiali di chi, diciamo, affianca, in questo caso, la difesa di Claudio, no? Quindi, insomma, che non ha bisogno di difesa, diciamo, l'avvocato che tutela gli interessi di Claudio. Quindi la stampa a chi fa riferimento? Agli specialisti, ai consulenti che, diciamo, fanno degli studi, a volte si rivelano sbagliati, non per colpa loro, diciamo, per circostanze generali. Ma però la suola, fatti... no, aspettate, però questo volevo chiedere, però la suola è vero che è abbastanza pulita, non è una suola che credo, dottoressa Giusti, forse ci si poteva aspettare più, no? Più tracce. Sì, è una suola
è una suola pulitissima che dimostra che Liliana non ha camminato nel boschetto e questo volontariamente. E questo va detto. È così, E quindi questo la tesi del questo va detto. è suicidio un carro armato. Sarebbe rimasto attaccato molto di più, poi soprattutto viene trovata la mattina, diciamo, ma verosimilmente la notte, no? Viene lasciata o si reca, ma viene lasciata probabilmente in quel luogo, e quindi il fango. La dottoressa Roberta Bruzzone è nota per le sue opinioni spesso schiette e dirette nel campo della criminologia, ma è importante considerare che ogni opinione, se proveniente da un esperto, dovrebbe essere valutata seriamente. Nel contesto di un'indagine, le conclusioni dovrebbero basarsi su prove concrete e rigorose, analisi scientifiche. Se ci sono 3 campionamenti, potrebbe essere prematuro escludere completamente il coinvolgimento di un elemento come un guanto senza ulteriori dati. È fondamentale che tutti i professionisti coinvolti in un'indagine mantengano un approccio aperto e collaborativo, rispettando le competenze altrui e lavorando insieme per giungere alla verità. L'importanza della comunicazione rispettosa e dell'apertura al dialogo tra esperti non può essere sottovalutata in questi contesti complessi. La dottoressa Giusti, da parte sua invece, definisce il guanto vecchio e consunto. Quando invece appare un guanto abbastanza nuovo, se si guardano con attenzione le immagini. Sporco di fango sì, vecchio e inconsunto proprio no. Nella seconda parte ci sarà un'intervista esclusiva al dottor Salvatore Spitaleri. Dottor Spitaleri, la chiamavo per delucidazioni sul fatto dell'analisi su quel guanto ritrovato nel boschetto. Sì. Lei so che ha analizzato ovviamente le carte perché non era sul posto. Che cosa ha dedotto? Sì, allora dunque, io ho potuto appurare leggendo le carte che su quel guanto è un guanto soltanto, che è molto sporco perché probabilmente la sera non è stato trovato, quella sera lì, stava sul percorso che congiunge il punto in cui è stata rinvenuta Liliana ed il punto dove c'era l'ingresso, quindi c'era il varco nella recinzione, stava proprio sul percorso, quindi non è neanche escludibile il fatto che possa essere anche stato calpestato diverse volte durante la notte. D'altronde era difficile vederlo di notte, insomma al buio nero era molto difficile. L'hanno trovato il giorno dopo, era sporco, molto sporco, quindi potrebbe anche darsi che sembrava vecchio per quel motivo, come qualcuno dice. E allora, ma in ogni caso, a prescindere che sia vecchio o nuovo, un reperto del genere, considerando il fatto che ci sta questa impronta di cui si parla su uno dei sacchi neri, va comunque analizzato bene, non superficialmente. E allora, cominciamo col dire che il guanto, le tracce di DNA o perlomeno le cellule epiteliali stanno all'interno del guanto, non fuori, e quindi andare random facendo 3 campionamenti in 3 punti specifici, pollice, indice e palmo, possono non essere sufficienti. Il risultato ce lo dice, il risultato è stato negativo, non hanno tirato fuori il DNA. Questo a maggior ragione ci induce a fare altri campionamenti, ma io voglio fare una metafora, un esempio per cercare di far capire come stanno le cose. Dobbiamo fare una metafora e un esempio per cercare di far capire bene il concetto, altrimenti rischiamo di fare confusione. I fluidi biologici che contengono tanto DNA sono il sangue, la saliva e lo sperma, il liquido seminale. Le cellule epiteliali che stanno nel sudore, nel sebo, sono scarsissime, cioè ce ne sono poche, ecco, nel sudore, nel sebo ce ne sono pochissime. Capite bene che analizzare il sangue, la saliva e lo sperma è molto facile, ne basta molto poco, mentre analizzare le tracce di DNA da contatto, si chiamano proprio, è molto più difficile. Chi fa biologia molecolare da tanti anni come me lo sa benissimo, io lo facevo tutti i giorni, lo faccio ecco, dal 1900. scusi se la interrompo un attimo, proprio a proposito. Sì.
Ma lei quanti anni sono che fa questo lavoro? Cioè che ha fatto, per quanti anni ha fatto questo lavoro? Allora, le dico, io dal 1992 al 1997 sono stato alla sezione di chimica del RIS, vabbè, ho anche un'attività pregressa come chimico fuori dai carabinieri, dal 92 al 97 ho fatto chimica alla sezione di chimica del RIS, quindi mi occupavo di analisi stupefacenti, esplosivi, infiammabili, sostanze incognite, perché sono un perito chimico che poi si è laureato in biologia e poi ha fatto anche un master in criminalistica o perlomeno in scienze forensi, biologia forense all'università. Non stiamo lì a mettere anche le votazioni, che mi sembra ridicolo. Vabbè, ce le dica, visto che ci siamo, ce le dica. Sì, no, vabbè, la laurea è presa con 110 lode, il master universitario, non i masterifici che ci stanno in giro, l'ho preso anche con 50 su 50 lode, e poi ho diverse pubblicazioni scientifiche, ma su riviste internazionali, quindi voglio dire su questo. Ma dico, insomma, quando parla con una psicologa criminologa, voglio dire, lei sa esattamente quello che dice. Vabbè, lasciamo stare, non voglio fare polemiche con nessuno. No, non è per fare polemiche, però insomma è una persona che lei sa il fatto suo. No, ma sì, a proposito sì, di guanti, di campioni. Mi indigno un pochettino, parlo tranquillamente con i genetisti, quelli che fanno il mio stesso lavoro, mi indigno un pochettino quando le contestazioni mi vengono da persone che non sono competenti e che le cose le dicono per sentito dire. E io con questa metafora che adesso dirò, si capirà meglio i termini del problema. Quindi ho detto che il sangue, la saliva e lo sperma contengono molte cellule. Noi non siamo in questo caso, siamo nel caso delle cellule epiteliali, ce ne stanno pochissime. E allora io faccio questa metafora, facciamo finta che abbiamo un piccolo laghetto, in questo laghetto noi se fosse sangue, saliva o sperma, quindi abbiamo tantissime cellule, è come se mettessimo 2 milioni di pesciolini. Questi pesciolini stanno fermi nel laghetto e noi facciamo 3 puntate buttiamo l'amo con l'esca e buttiamo l'amo in 3 punti diversi del lago. La probabilità è che questi pesciolini rappresentano il DNA. Se noi facciamo in 3 punti diversi del lago, quindi che metaforicamente sono i 3 punti campionati sul guanto, che probabilità abbiamo di pescare il pesciolino se ce ne stanno milioni? Molto alta, molto alta, ovviamente molto alta. Se invece noi abbiamo a che fare con le cellule epiteliali, che ce ne stanno molto poche, è come se avessimo noi nel lago solamente 4-5 pesciolini che stanno lì e si muovono all'interno di 1 metro quadrato praticamente. Allora, se noi in questo laghetto buttiamo un'altra volta, facciamo solamente 3 puntate, che probabilità avremo di tirare fuori il DNA? Zero. Zero, quasi zero, o perlomeno, voglio essere chiaro, se tu sei fortunato e becchi il punto preciso dove becchi il pesciolino, sei stato fortunato, hai vinto, perché hai tirato fuori il DNA e quindi ti puoi anche fermare. Ma se non lo hai beccato, che fai? Ti fermi? No, o fai altre 1 milione di puntate in punti diversi e vai a beccare il pesciolino, altrimenti sei destinato all'insuccesso analitico. Ma al di là di questo, quindi che dovresti fare centinaia anche di campionamenti, ma si lavora proprio diversamente in quel caso, perché non si lavora random infilando un tamponcino all'interno del guanto e pescando quello che coio, come si dice a Roma, ando coio, sì. Bravo. E pollice indice, non è che pollice indice e palmo sono non è scritto da nessuna parte che lì si trova, certo, ovviamente. Capito? Non è così automatico, o perlomeno se sei fortunato, come ho detto prima, bene, ti va bene e finisci con l'analisi, ma se non ti va bene che fai? Lasci lì e te ne vai, non fai più nulla, un reperto così importante? No. Allora che fai? Apri con una forbice, lo tagli praticamente questo guanto al libro, seguendo proprio tutte le dita, e lo apri il libro e hai le 2 facciate, la facciata del palmo e la facciata del dorso della mano, lo esponi al buio, alle luci ultraviolette, 390 nanometri. In questo modo cosa vai a verificare? Vai a verificare dove ci sono maggiori quantità di sebo e di sudore, che si sono magari concentrate, non sappiamo per quale motivo, ma magari, scusi se la interrompo, non sul palmo ma sul dorso della mano questa persona poteva avere un taglietto, per esempio. Assolutamente sì. Quindi non è detto, insomma, non è detto che non lo apprezzi visivamente, perché il sangue non lo vedi con gli ultravioletti, lo vedi praticamente a vista, si vede, il sangue lo vedi.
Allora tu potresti anche avere la fortuna di beccare una tracciolina di sangue che sta lì, anche ma perché magari questa non è sul importante, palmo, ma sul non è che lo dorso. presti ad altre persone, lo usi Certo. tu, capito? Quindi potreste avere la fortuna di beccare una tracciolina di sangue. Lei ha avuto una bella intuizione, perché aprendo il guanto potreste essere fortunati e trovare anche una macchina di sangue, magari aveva un'escoriazione, un piccolo taglietto sulle mani, e quindi il problema lo risolvi perché analizzi il sangue, che sicuramente ti porterà al successo analitico. Ma ripeto, con gli ultravioletti vai a vedere dove c'è una maggiore luminescenza e quindi dove c'è un maggiore deposito di sebo e quindi dove hai maggiore garanzia di successo, perché per tirar fuori un profilo genetico hai bisogno di minimo 6-8 cellule. Se nel punto in cui i campioni non riesci a raccogliere quelle 6-8 cellule, il profilo genetico non lo tiri fuori. Ecco perché non hanno tirato fuori il profilo genetico da quei 3 campioni, perché non hanno raccolto un numero di cellule sufficiente a garantire il successo analitico. Quindi tu in quel modo, invece, guardando con gli ultravioletti all'interno del guanto e vedendo dove ci sono maggiori depositi, riesci ad andare nel punto dove ce ne sono di più e quindi garantirti un maggiore successo analitico. A quel punto riesci a campionare, magari fai 20, 30, 40 campioni e lì diciamo così, verifichi se veramente non c'è DNA, non ci sono depositi di cellule, oppure magari riesci a tirare fuori un profilo genetico utile per comparazioni, che significa utile per l'identificazione personale. Questo si deve fare. Che poi peraltro un'impronta di quel guanto. Mi perdoni, questo non è il parere di Salvatore Spitaleri, questo è il lavoro che i biologi molecolari, quelli seri, quelli che la biologia molecolare la fanno tutti i giorni, la fanno per anni, per decine di anni, fanno così quando lo fanno seriamente. Il problema dove sta? Io capisco che la polizia scientifica magari non è che non volesse lavorare bene, è che probabilmente è stata inondata di un numero di reperti impressionante, molto grosso, e magari non gli è stato detto con precisione quali erano i reperti importanti e quali no. Al guanto probabilmente non è stato dato una grande importanza, perché magari è stato visto vecchio, sporco, ma questo non significa nulla, perché ripeto... No, perché da un lato neanche era tanto sporco, era sporco solo da una parte, peraltro. È importante che vengano indicati anche quali sono i reperti più importanti e quelli meno importanti, in modo tale che la polizia scientifica possa puntare l'attenzione magari su quelli più importanti e analizzarli più approfonditamente. Nulla di strano che alla polizia scientifica non è stato detto che quel reperto era molto importante perché stava vicino al cadavere, che stava sul punto che congiungeva, insomma sul viottolo che congiungeva l'apertura della recinzione con il punto in cui è stato trovato il cadavere di Lilli. E soprattutto è molto probabile che la polizia non sapeva che su quel sacco ci stavano delle impronte di un guanto telato. Perché si tratta di un'altra sezione, una sezione di dattiloscopia, di impronte. La biologia è un'altra sezione, quindi molte volte non comunicano tra di loro, e quindi la sezione di biologia della polizia magari non sapeva tutte queste cose, non sapeva che il guanto era molto importante, non sapeva che su quelle buste ci stava questa impronta di guanto. È chiaro che chi sovrintende a tutto dovrebbe stare più attento e magari coordinare meglio, però insomma non è solo colpa della biologia, la biologia potrebbe anche aver pensato che è un guanto vecchio e che magari stava chissà dove, ma l'importante, ecco, per chiudere il cerchio, è di tornare su quel reperto, perché nessuno può escludere che ci possa essere il DNA di chi ha lasciato quel guanto lì, e poi contestualizzarlo se con l'omicidio o magari è qualcosa che non c'entra nulla, che magari è stato buttato da uno chiunque che è passato lì per caso. Non potendolo escludere che si possa contestualizzare con l'omicidio, è chiaro che vanno approfondite le analisi fino a quando non tiri fuori il DNA e lo compari con le persone che sono direttamente coinvolte in questo caso. Ecco, questo è quello che volevo dire. Io, dottor Spitaleri, la ringrazio veramente tanto della sua disponibilità, del tempo che ci ha dedicato per darci queste spiegazioni. Va bene, grazie. Arrivederla, grazie mille. Buongiorno, arrivederci. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.